Ciao a tutti visitatori di questo video. Oggi sono poco sotto il Monte Corno di Lusiana, vicino alla vecchia osteria al Ristoro, ora in disuso. Salendo da Lusiana è la prima strada a sinistra con indicazione appunto Monte Corno, e oggi sono venuto a vedere, tra virgolette, da fuori, da molte distanze, niente po' di meno che il buso della Spaluga, termine che deriva anche da spluga, che significa fossa o cavità o abisso comunque in italiano. E niente, adesso proverò un attimo a avvicinarmi al bordo, stando ben distante dal precipizio, che tra l'altro comunque come aneddoto storico è anche abbastanza triste. È stato sede nel 1917 di una tragedia, praticamente un camion pieno di militari italiani in licenza, ho letto. Ovviamente è andato a finire veramente, ragazzi, la sfortuna incredibile. Ha terminato la sua corsa dentro il buso, nessun superstite, ahimè, perché la cavità è profonda in fondo fino a 270 metri. Già la parte più bassa è profonda 90 metri, quindi capirete purtroppo. E tragedia, diciamo, della stessa gravità, perché il buso qua è stato praticamente nominato la foiba di Lusiana, perché dopo la fine della guerra i partigiani portavano qui i prigionieri tedeschi, i soldati tedeschi, e ponevano loro due condizioni: o lasciavano cadere direttamente nel buco, oppure tentare la sorte e provare a fare il salto della cavità. Gran pochi riuscivano comunque a saltare dall'altra parte, e in ogni caso venivano comunque fucilati. Questo non lo dico io, l'ho letto appunto nelle citazioni storiche. Adesso voglio provare a togliermi questa curiosità, perché è uno dei luoghi più vicini a casa mia che non sono ancora andato a vedere, quindi vediamo cosa riserverà questo fantomatico buso. Tanto vedete, la strada è qui, tra l'altro comunque ieri ha fatto una leggera spolverata di neve, la macchina è lì, il sentiero presumo sia questo, e proviamo ad andare a vedere. Allora, vedete, la strada è qua sopra. Adesso sono giunto a questo punto, devo un attimo capire, perché c'è una cavità qua, presumibilmente. C'è questo ponte di roccia, penso. Poi c'è un'altra cavità, sembra ancora più grande, qua sotto. Sento gocciolare, sono stalattiti di ghiaccio. Vediamo se riesco a inquadrarle. Vedete qua? Da sotto c'è un agglomerato di ghiaccio più consistente. Adesso provo un attimo a fare un giretto un po' sopra il bordo lì, vediamo se da più in alto qua riesco a vedere meglio. Ecco ragazzi, vedete qua sotto, comunque sono un po' in dentro dal ciglio, vedete qua sotto che cavità. Devo dire che fa abbastanza impressione, perché comunque ho letto qualche documentazione, qualche racconto, e dicono che appunto bisognerebbe strisciare fino al ciglio per vedere sotto, e ancora non si vedrebbe nulla, quindi capite bene le profondità. E qua ragazzi ancora c'è un po' di bordo sicuro, diciamo, dove si può arrivare e vedere dall'alto. Dall'altra parte fa veramente paura, perché comunque adesso da qua vedo meglio il ponte di roccia. Sì, non è proprio un ponte, è proprio una parete di roccia che divide le due fessure. Adesso non so quale delle due sia quella profonda che usano gli speleologi, però devo dire che fanno impressione entrambe. E adesso vediamo se riesco a farvi vedere ancora meglio. Niente, adesso sono salito un po' sopra le rocce qua, ma penso che più di così oggi non riuscirò a farvi vedere. Comunque guardate quello che si può vedere, perché ovviamente là fuori si vede quel che si vede. Là, vediamo se riesco a inquadrarvi meglio adesso l'ammasso di ghiaccio. Guardate qui, percola giù l'acqua, di sotto ci sono stalattiti, comunque incrostazioni di ghiaccio. Devo dire che non sono amante della speleologia, però è veramente affascinante come costruzione della natura. In tutto questo sento colare anche acqua in diretta proprio. Probabilmente la pioggia dei giorni scorsi, unito a un po' di neve che si scioglie
magari si tratta di qualche sorgente permanente. E c'è proprio una cascatina, beh, d'altronde per scavare una grotta di tali dimensioni per forza di cose deve esserci una continua erosione da parte dell'acqua, e appunto ho letto che queste grotte sono opera appunto dell'acqua che ha corroso la roccia calcarea. Interessante, appunto anche per noi amanti della speleologia, però comunque madre natura resta sempre affascinante. Ecco cari amici, qui nel mezzo tra le località Luppati e Mazzette io vi saluto e intanto vedete le luci del sole sulla pianura qua alle mie spalle, e qui dai 1112 metri del Buso della Spaluga io vi saluto. Spero che questa purtroppo non vi ho fatto vedere niente, però magari vi ho acceso una lampadina nell'eventualità voi passaste da queste parti. Qui appunto vicino alla vecchia osteria Ristoro si trova il Buso della Spaluga. Spero che questo nuovo scorcio che vi ho mostrato vi sia interessato. E niente, appunto ripeto, se passerete da queste parti, magari fermatevi, veramente 50 metri neanche dalla strada. C'è un sentierino che conduce qui, è veramente comodo e tutto. Non mi resta altro che appunto rimandarvi al prossimo video, alla prossima escursione, e un bacio, un abbraccio e buon proseguimento a tutti.